ci chiama a, ragionare su quello che è il nostro modello di mobilità che sicuramente, come abbiamo visto anche da questa ultima tragica notizia, è un modello sbagliato perché è assolutamente, incentrato, in maniera esagerata e scorretta, sull'utilizzo dell'autovettura privata. 700 autovetture per 1000 abitanti, il record di un paese, il nostro, ricordato da FIAB nella giornata conclusiva della settimana europea della mobilità. L'associazione torna a denunciare la pericolosità delle nostre strade, non sempre a misura di bicicletta né di pedone. Possiamo citare, Viale 4 Novembre, dove c'è un grosso conflitto tra, auto parcheggiate e ciclabile, andrebbe completamente ridisegnata. Poi, chiaramente Strada Ovest, come abbiamo visto purtroppo con quel tragico avvenimento che ha coinvolto la ragazza che ha perso la vita purtroppo sulla ciclabile, diciamo che andrebbe proprio completamente ripensato il modello. Velocità e distrazione restano le cause maggiori degli incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo, quello in cui ha perso la vita Lorenzo Camata, 22enne falciato e ucciso mentre attraversava la strada. Gli autovelox sicuramente sono un aspetto importante della lotta alla velocità eccessiva e io trovo assolutamente vergognoso, nonché disgustoso, che ci siano delle persone che, per il proprio tornaconto personale, facciano questo tipo di azioni, quando invece gli autovelox salvano la vita delle persone. Intanto una seconda denuncia per diffamazione nei confronti del sindaco Mario Conte è stata depositata da parte dell'associazione Alt Velox. Nel mirino di Alt Velox ci sono le dichiarazioni pubbliche rese agli organi di informazione da Conte, che a detta dei querelanti avrebbe additato l'associazione come istigatrice degli automobilisti a non rispettare le leggi. Queste le dichiarazioni che sono state oggetto di querela. C'è qualcuno che sta lavorando con l'obiettivo di poter sfrecciare in tutte le strade senza rispettare i limiti e mettendo a repentaglio della vita, e questa è l'associazione che continua a denunciarmi per la seconda volta. Querelati anche l'assessore De Chechi, il comandante della polizia locale Andrea Gallo e il prefetto Angelo Sidoti.